Vanessa Cromar, la direttrice della Spiaggia d'Oro. È vero che vuoi fare il bagno anche tu? Sì, farò il bagno più tardi insieme ai nostri 200 partecipanti quest'anno, che è un grande record per noi, per la terza edizione che noi facciamo alla Spiaggia d'Oro. Ma 200 è un grande record, forse addirittura per la nostra provincia è un primato. Sì, perché ieri l'hanno fatta a Diano Marino e penso che ci sono stati 40 partecipanti, invece quest'anno a Sanremo hanno fatto 100, mi hanno detto 180 partecipanti, quindi siamo arrivati adesso in questo momento a mezz'ora del tuffo a 200 partecipanti. Questo è un vero successo, ma stiamo a sentire, per te che ti tufferai nelle onde, ci vuole una preparazione particolare oppure lo può fare chiunque? No, lo può fare chiunque. Al momento che ci dobbiamo buttare c'è una grandissima energia e quindi ti butti lo stesso, ecco. Ma ci si prepara, si balla, si fa qualcosa? Sì, allora prima del tuffo ci sarà un riscaldamento con questa ragazza Erika che farà ballare un pochettino con musica e quindi poi saremo tutti pronti a fare il tuffo insieme. E ti vogliamo vedere nei flutti. Va bene, penso di sì. Grazie e buon bagno. Paolo Strescino, una manifestazione giunta alla terza edizione, ho visto come un successo strepitoso, 208 partecipanti, un record per Imperia. Beh sì, poi la giornata straordinaria, nonostante le classifiche ci diano incredibilmente nelle parti basse, però insomma Imperia ha un clima straordinario e queste manifestazioni sono possibili anche grazie a questo clima. Conosciamo le statistiche, non sempre poi rispecchiano la realtà. No, assolutamente no, io sfido chiunque a dire che in Imperia si vive peggio che in altri posti, però credo bisogna cogliere il lato positivo di ogni cosa, quindi questo cimento, la terza edizione, grazie a tanti sponsor, grazie alla Spiaggia d'Oro in primis, sta diventando una di quelle manifestazioni che sono un appuntamento fisso durante l'anno, si è battuto il record, 208 iscritti, quindi un bravo davvero agli organizzatori perché hanno saputo costruire anche intorno a questo evento, intanto creare una grande attenzione e poi insomma i numeri sono questi e parlano da soli. Potrebbe diventare un fiore all'occhiello invernale però? Io credo di sì, vedo che poi ci sono anche molte città, no? Anche chi più per tradizione fa il cimento, però Imperia credo si pone sempre anche in termini numerici in maniera importante sulla scena dei cimenti della Liguria e quindi bene così si tratta di lavorare in questo senso, di andare avanti e credo possa diventare un appuntamento fisso. Certo, però scendendo anche nei particolari, io ricordo un Paolo Strescino in Desabie che si lanciava nei flutti, quest'anno come mai? Perché ho la bronchite, allora purtroppo ancora questa mattina ho sentito la mia dottoressa, mi ha detto, mi ha vivamente sconsigliato di partecipare, sarà per l'anno prossimo. Il piccolo Pietro, vero? Beh, forse è un po' prematuro per lui, ma insomma tra qualche anno anche lui ovviamente. Grazie, bocca al lupo. 3, 2, 1, urlo! Sulle foto pubblico spostatevi, faccio il conto alla rovescia, faccio il conto alla rovescia, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, che sono originali, Tutta Italia si deve invidiare.
Andiamo a chiamare il più giovane, colui che è stato il più coraggioso, il più giovane a fare il bagno. Si chiama Gatta Gilberto del 2002. Vieni, qua c'è il tuo premio per te, a posto, un applauso a casa, in montagna, da tutte le parti, di Novara, di Novara. Sei contento? Era fredda l'acqua? No. No, è un ragazzo che ha la pelle dura. Bravo, complimenti. Adesso andiamo a vedere chi è la più piccina. E allora adesso io vado a dare il premio alla più piccina. Questa è piccina veramente, ha soltanto 3 anni e mezzo. Si chiama Elena Gerbore. Vieni Elena, con la cioccolata calda. Girati di qua, vieni che ci facciamo vedere bene. Vieni, vedi là la telecamera, vedi? Se fai ciao alla telecamera, vedi? Vedete che gli piace la cioccolata, lo vedete dalle sue labbra. Questo è il premio per te. Sei la più piccina, 3 anni e mezzo. Fategli un applauso, perché 3 anni e mezzo, voglio dire. Lo vuoi il sacchettino? Lo diamo al papà? O lo prendi tu? Lo prendi tu. Ok, di dove siete voi? Di dove siete? Di Imperia. Giocano in casa la più piccina. Brava, 3 anni e mezzo.